Ben ritrovati, buona vigilia di Natale a tutti voi telespettatori di Diffusion. E finalmente ci siamo arrivati alla vigilia, al giorno più aspettato forse dell'anno. Di solito si dice dai piccini, ma io sono convinta anche dai grandi. E noi di Diffusion abbiamo una sorpresa per voi. Ve l'avevamo anticipato un po' negli ultimi giorni della scorsa settimana, perché per voi abbiamo in previsione, in programma, questa sera qui a Diffusion per la musica solita del lunedì, un concerto davvero speciale, gli estratti del concerto di Natale del coro Fabio da Bologna. Ascoltiamoli assieme. Tu scendi dalle stelle è il canto natalizio per eccellenza nella nostra tradizione. Il testo fu scritto da Sant'Alfonso Maria de' Liguori e la presente armonizzazione è di Licinio Refice. Deck the Halls appartiene alla tradizione scozzese e l'armonizzazione della versione eseguita questa sera è del maestro Mazzanti. Mima un canto infantile di bambini che con gioia adornano la casa per il Natale. O Tannenbaum è il canto natalizio più famoso della tradizione popolare tedesca.
Fu scritto nel XVII secolo da Hans Schütz. La Ninna Nanna di Mozart è fra le pagine più dolci composte dal grande compositore austriaco. La melodia, dolce e carezzevole, induce a rilassarsi serenamente. La
Noël, quand Dieu naquit à Noël. Il Noël è il canto natalizio francese per eccellenza, spesso modellato su melodie di canzoni profane o su arie di danza. Grazie al suo linguaggio facile e comunicativo, si diffuse soprattutto nel XV secolo per essere cantato in onore della Natività durante la notte di Natale. Questo Noël ha ispirato brani anche a famosi compositori come Jean-François Dandrieux e Claude Balbastre. Stille Nacht fu composto dall'austriaco Franz Xaver Gruber ed è un brano famoso in tutto il mondo. Il canto evoca il silenzio e la calma della notte di Natale e invita a vegliare in attesa della nascita del Redentore. Przybierzeli do Bethlehem. La Polonia, paese profondamente cattolico, ha prodotto una grandissima quantità di canti natalizi. Il canto di questa sera racconta la nascita di Gesù che viene adorato dai pastori. Il ritmo è gioioso come se fosse una danza popolare.
Che meraviglia, avete sentito, una cosa davvero straordinaria. Il coro Fabio da Bologna, io l'ho ascoltato tante volte dal vivo e tutte le volte sono rimasta incantata. Questa puntata della vigilia di Natale si chiude qui, io vi do appuntamento a domani. Sì, staremo assieme anche il giorno di Natale e come ogni martedì parleremo dei vostri diritti, dei diritti dei consumatori e lo faremo con i nostri esperti. E allora domani, ma il buon Natale ve lo do direttamente su questi schermi, sempre qui, Canale 90 del Digitale Terrestre, domani. Ciao!